Nel Consiglio federale che si è riunito ieri, la Lega ha dimostrato, secondo me, con estrema chiarezza quanto il nostro movimento sia coeso e soprattutto ha ribadito il proprio sostegno a quello che è il buon governo delle amministrazioni regionali. Dopo il direttivo di Fratelli d'Italia è stata la Lega a riunire il Consiglio federale e regionale per fare il punto sulle varie situazioni che stanno creando un po' di mal di pancia nelle maggioranze di centrodestra a tutti i livelli istituzionali. Una su tutte, il terzo mandato. Per rimanere a questioni diciamo così locali, il caso Veneto, con i leghisti pronti a correre da soli alle regionali con o senza Zaia, appare come un'anticipazione di quello che potrebbe accadere in Friuli Venezia Giulia più avanti. In Veneto evidentemente c'è un problema contingente, un problema che va risolto con il buon senso e così si dovrà fare anche in Friuli Venezia Giulia. L'auspicio è che non vi siano spaccature, ma ritengo che attraverso un dialogo costruttivo si possa dirimere la questione. La questione si può risolvere solo a livello nazionale, in un senso o nell'altro, anche se il governo per ora non ha alcuna intenzione di assecondare le insistenti richieste di Salvini. Il Consiglio federale di ieri poi ha dato mandato al segretario federale Matteo Salvini affinché tratti la questione e veda di risolverla su quelli che sono i tavoli della maggioranza romana. Sulle candidature alle prossime comunali, dove pure si iniziavano a registrare frizioni e spaccature, a Pordenone nella Lega minacciava di correre da sola e non nella coalizione che appoggerà Basso per il post Ciriani. Una pezza è stata messa e si è trovato l'accordo. L'avere trovato ancora una volta sinergia sulle candidature unitarie nei comuni di Pordenone e Monfalcone che andranno al voto la prossima primavera dimostra secondo me come su temi importanti la maggioranza in questa regione trovi sempre la quadra.